We magnify you. We declare that Jesus Christ is Lord and He is King, and everybody shout hallelujah! Glory! We welcome our brothers and sisters from all over the world, especially number one from Malta and Gozo, our brothers and sisters from Uganda, Kenya, Pakistan, India, from Nigeria, many as well, and also from our other bases and the ministries in America, in Germany, in Spain, and Australia. We welcome you. We bless you. This morning you're going to be hearing one of our ministers that are part of this ministry in Italy. I often have mentioned to you our church in Italy. Practically, this is the pastor. Forte. Lauda. Alleluia. Che meraviglia questa mattina essere qui con voi. It's great to be here this morning with you. Sono veramente felice. I'm really happy. Mi sento bene nello spirito. I feel very great in the spirit. Abbiamo avuto 2 giorni meravigliosi. We've had 2 wonderful days. Ma io credo che questa mattina sarà ancora più potente. But I believe this morning it will be even stronger, greater. Perché il nostro Dio Because our God dà il vino migliore sempre alla fine. gives the best wine in the end. Quanti lo credono insieme a me? How many of you believe this? Alleluia. Ok, prima di andare alla parola, Before we go to the word, voglio condividere con voi in maniera molto breve I'd like to share with you shortly quanto è per me una gioia essere con i vostri pastori, what a joy it is to be with your pastors here. perché tra di noi c'è una grande amicizia, Because there's a great friendship, una between grande us, stima, a great esteem, ma anche una visione spirituale. but even a spiritual vision. Noi facciamo parte in Italia di Nazioni per Cristo, anche noi facciamo parte, noi italiani, di Nazioni per Cristo. We are part of the Nations for Christ in Italy, Ed era il 2012 and in 2012, quando il pastore Gordon venne in Italia when Pastor Gordon came to Italy e pregò per me e mia moglie, and prayed for me and my wife, dandoci anche il mandato come pastori, and giving us the mandate. e da quel momento io mi sono moltiplicato continuamente. And from that moment on, I multiplied. It was a continual. Oggi con mia moglie Simona Today with my wife Simona, abbiamo raggiunto quasi tutta la nazione. we've reached almost all the nation, Dio ci ha usato molto sui social. and God has used us a lot on the social media. Abbiamo alcuni video che hanno raggiunto le 400.000 visualizzazioni. Some of our videos have reached 40,000. 400.000. Sì. 400,000 visualizations. Dio è fedele. God is faithful. Quest'anno nel 2022 abbiamo raggiunto 1.200.000 persone attraverso i social. In 2022, we've reached 1.200.000 persone. 1,200,000 persons. 1.200.000. persons. Dio è buono. God is good. Dio è buono. God is good. Io credo molto nell'utilizzare i social solo per parlare di Dio. I believe in using social media to talk about God. Il mondo usa quegli strumenti per dar gloria al diavolo. The world uses these means to give glory to the devil. E noi dovremmo usare quegli strumenti per dare gloria a Dio. And we use these instruments to give glory to God. Bene, quindi sono molto felice, so che Dio sta per fare una cosa nuova. So I'm very happy. I know that God is going to do something good. Quest'anno sarà un anno molto benedetto This will be a very blessed year per le chiese vive, for the living churches. Living, quelle che vivono lo Spirito, those who live in the Spirit, quelle che vanno in profondità con lo Spirito. those who go deep in the Spirit. Sarà un anno di grande benedizione. It will be a year of blessing for them. Amen? Amen. Bene, il mio messaggio di questa mattina So my message this morning parla di peccato nascosto. speaks of hidden sin. Peccato nascosto. Hidden sin. Però prima di andare in profondità nelle scritture, But before diving into the scriptures, voglio dirvi una cosa che è molto importante per me. I'd like to share something that is very important for me. Dio vi ama.
God loves you. Dio vi ama. God loves you. Anche con tutti gli errori che avete fatto fino ad oggi, Dio vi ama. Even with all the mistakes and the messes you've made in your life, God still loves you. Ma il fatto che Dio vi ami But the fact that God non loves you significa che Dio accetta tutto. doesn't mean that He likes all that you have done. Qualcuno ha detto, dovunque io vado, Someone said, wherever I go, Dio è con me. God is with me. Io ho detto, dovunque va Dio, tu I devi essere said- con Lui. Wherever God goes, you have to be with Him. Siete con me? Are you with me? Siamo noi che dobbiamo seguire Dio. It is we who have to follow God. Siamo noi che dobbiamo seguire Lui. It is us who have to follow Him. È Lui la via, He is the way, non noi. not we. È Lui la verità, He is the truth, non la nostra Not- ideologia. not our ideology. È Lui la vita, He is the life. non perché respiri Not because you're breathing, significa che vivi. it doesn't mean that you're living. Vivi quando hai un rapporto con Gesù, You're alive when you have a relationship with Jesus. perché altrimenti sarai una persona che respira solamente. Because otherwise you're just a person who is breathing. Siete con me questa mattina? Are you with me this morning? Siete con me questa mattina? Are you with me? Yes. Vorrei pregare insieme al fratello. I'd Vi like chiedo to di alzare le pray mani with su di noi. my brother. Thank you. Padre, nel potente nome di Gesù, ti chiedo Padre. di usarci come una sola cosa. Spirito Santo, scendi su di noi, Use us perché as one sappiamo thing, che la tua Father, parola Because we know that your è la word vita. is life. Grazie Spirito Santo per Thank questa Holy Spirit unzione. for this Nel unction. nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok. Bene, allora voglio iniziare così questa mattina. I'd like to start this morning. Quanti di voi hanno un'auto? How many of you have a car? In così pochi? Only In 10 qui dentro avete only un'auto. these Tutti few? gli altri come siete venuti? A piedi? Quanti di voi hanno un'auto? How many of you have a car? Non vi mangio, non vi mordo le mani, I'm not eating you. I'm not. Tranquilli. Ok, allora, quanti di voi quando si accende una spia, vi farò 3 domande. La prima è questa: quanti di voi quando si accende una spia nell'auto chiamano il proprio meccanico di fiducia? How many of you, when a light goes on in your car, they call you call your mechanic, your trusted Ok, mechanic? vediamo quanti. Sì. Un 20%. 20%. Quanti di voi quando hanno un problema nella propria auto, si accende una spia, vanno su YouTube? How many of you, when this light goes on, go on YouTube? Siate sinceri, a vedere cosa è il problema. Andiamo su YouTube. Then we check the problem on YouTube. Quanti di voi quando si accende una spia la prima cosa che fanno è vanno a vedere il manuale di istruzioni? How many of you, when this light goes on, check the manual's instruction? Voi due? Andate voi due a vedere il manuale di istruzioni? Bene. Dio vi ha dato saggezza. Vedete? Quasi nessuno. And almost nobody does. Eppure sapete che nel manuale di istruzioni c'è perfettamente in dettaglio descritto cosa significa quel problema. Yet you all know that in the manual you have all the instructions and what you have to do. Molti vanno su YouTube, Many go on YouTube. quelli che vanno in panico chiamano il meccanico, Those who panic go to the mechanic. però io ho un po' paura dei meccanici. But I'm scared of mechanics. Trovate un meccanico ripieno di Spirito Santo, I found a mechanic who is full of the Holy Spirit. perché altrimenti spenderete molto del vostro stipendio. Otherwise you will be spending a lot of money, Perché vai dal meccanico per un problema because you go to the mechanic with one problem e ti vuole cambiare tutto il motore. and he wants to change everything in your car. Siete con me? Are you with me? Però abbiamo un manuale di istruzioni. But we have a manual. Abbiamo un manuale di istruzioni che ci può dire qual è il problema. We have our instructions to tell us what the problem is. Anche se il problema non lo puoi risolvere tu, Even if you can't solve the problem by yourself, però viene descritto qual è il problema but it tells you what the problem is in maniera specifica. in a specific way. E sapete che nella Bibbia abbiamo dei manuali di istruzioni come libri? And you know that in the Bible we have specific instructions.
di istruzioni per la nostra vita. Instructions for our own lives. Ci sono dei manuali di istruzioni It's a manual for our e c'è instructions. un libro And there's a book che per me in assoluto è un manuale di istruzioni. that for me is the absolute manual, instructions manual. E sapete qual è questo libro? You know what this book is? Levitico. The Bible. Avete sentito la pastora? Leviticus. Levitico. Le persone Pardon me. Levitico è uno dei libri che a me mi ha reso tante volte triste. Leviticus is a book that has made me sad many times Perché io partivo con entusiasmo. because I would start off happy, Signore, enthusiastic, leggerò tutta la Bibbia. and I said, God, I will read all the Bible throughout. Genesi, Genesis, la creazione. the creation, Genesis, Abramo, Abraham, Noè. Noah. Cioè ragazzi, quando voi leggete Genesi, When you read Genesis, tu dici wow, you say, wow, sì o no? Meraviglioso. it's marvelous. Poi Esodo, Then Exodus, la liberazione, the liberation, il popolo di Dio che viene liberato. the people of God that is freed from slavery. Quando vai ad Esodo puoi sentire il profumo del mare. In Exodus, you can almost smell the sea. Siete con me? Are you with me? Quando sei ad Esodo tu puoi sentire il profumo del mare. You can almost smell the sea. Il mare che si apre. The sea that's splitting, that's Il opening. popolo di Israele che attraversa. The people of Israel that are crossing through Poi the sea. iniziamo a leggere del deserto. And then they're going to the desert. La manna che scende dal The cielo. manna that falls from the sky. Le benedizioni che Dio rilascia sul suo The popolo. blessings that God releases on His people. La nuvola, The cloud, il fuoco, the fire, la gloria. the glory. Poi arrivi Levitico. Then you get to Leviticus. E tutta la tua buona volontà And all your goodwill di voler leggere tutta la Bibbia to read the Bible throughout viene compromessa. is compromised. Perché quando arrivi lì Because when you get there, è un libro tutto di istruzioni. it's an instructions book. Istruzioni. Instructions. E ogni volta che arrivavo a Levitico And every time I get to Leviticus, ero un po' depresso. I was depressed. I was sad. Siccome che avevo promesso a Dio di leggere tutta la Bibbia, Since I had promised God to read all throughout the Bible, la leggevo ma in questo modo. Più veloce I read possibile. it this way, just as fast as I could. Get over with it. Facciamo un applauso al Signore. Let's give a hand to the Lord. La leggevo così velocemente I read it so fast perché volevo togliere di mezzo quel libro. because I wanted to get rid of that book. Poi lo Spirito Santo Then the Holy Spirit col tempo mi ha iniziato a parlare started to talk to me in time e mi ha detto quel libro and told me that book è un libro di istruzione. is an instructions manual. È un libro di istruzione anche per noi che siamo sotto il nuovo patto. Even for us who are in the New Testament. Quel libro insegna That book teaches il rapporto con Dio, the relationship with God, insegna ad avvicinarti a Dio, teaches us to get near to God, ma ti insegna anche a camminare con Dio. and teaches us also to walk with God. Siete con me? Are you with Ti me? insegna come avvicinarti a Dio, It teaches us how to get close to God, ma ti insegna anche a camminare con Dio. and also it teaches us Siete to con me? walk Quanti with sono God. con me questa mattina? How many are with me this morning? Questo è Levitico. That is Leviticus. Io non lo amavo, I didn't like it. non lo apprezzavo, I didn't appreciate perché non lo comprendevo. because I didn't understand it. Ma quando lo Spirito apre i tuoi occhi spirituali,
But when the Spirit opens your spiritual eyes e inizi a avere rivelazione and you start having revelations e colleghi quello che Dio dice in Levitico and you link what God says in Leviticus con il Nuovo Testamento, with the New Testament, quando colleghi le cose che sono ombra when you link the things that are in con the le shadow cose che diventano realtà spirituali, with the things that become spiritual realities, allora il tuo modo di vedere cambia. the way you see things changes. C'è un cambiamento. There's a change. E così ho iniziato a leggere. E ho And so notato, I che ci started sono, to read. e ho notato che ci sono tanti principi che possono aiutarci oggi And I've noted that there are many principles that can help us even today a vivere una vita migliore, to live a better life, una vita benedetta. a blessed life. Sapete qual è il volere di Dio? You know what the word Che of noi God is? abbiamo una vita e vita abbondante. That we have an abundant life. Giovanni 10:10. John 10:10. Il desiderio di Dio è che noi abbiamo vita e vita abbondante. God wants us to live and have an abundant life. Se non credi nella vita abbondante If you don't believe in an abundant life, è perché non stai sperimentando l'amore di Dio in profondità. it's because you're not experimenting with God's love. Quando sperimenti Dio in profondità, When you experiment with God deeply, non puoi farne a meno you can't live without it. di comprendere che Dio vuole che tu sia benedetto. And you can't help but understand In that God ogni really area. understands In and loves ogni you. area. In every area of your Salute, life. Health, economia, economy, famiglia, family, figli. sons and daughters. Questo è il volere di Dio. That's the will of God. Ma There's a but. siete pronti a seguire le sue istruzioni Are you ready to follow His instructions per essere benedetti? to be blessed? Siete pronti a lasciare che Dio spogli il vostro essere? Are you ready to let God take off the extra from you? Metta in luce quello che c'è dentro di te? To expose what's inside of you? Thank you. Porti alla luce quello che c'è dentro di te? Expose what is inside of you really. Sei pronto a lasciarti cambiare da Dio? Are you ready to be changed of God? Quando Dio ti dice qualcosa, sei pronto a umiliarti e dirgli: Signore, hai ragione tu? When God tells you something, are you ready to be humbled and say yes to Him? Sapete quanta gente mi dice: Pastore, You know how many people tell me, Pastor, ma io la penso così. but I have this opinion. Ma la tua opinione non ha nessun valore davanti al regno. But your opinion has no value in the kingdom. È l'opinione di Dio che conta. It's God's opinion that counts. È il suo pensiero che sussiste. It's His thought that subsists. Il suo pensiero sussiste. His thoughts persist. Amen? Ok, Levitico, capitolo 13. Leviticus 13. Vi farò aprire questo libro oggi. I'll make you open this book today. Levitico, capitolo 13. Dal versetto 1. Dice così: Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: Quando qualcuno avrà sulla pelle del suo corpo un tumore, una pustola, una macchia lucida e vi siano sintomi di piaghe, di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne e da uno dei suoi figli che sono sacerdoti. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo. Se i peli della piaga sono diventati bianchi e la piaga appare più profonda della pelle del corpo, essa è piaga di lebbra. Il sacerdote che l'avrà esaminata dichiarerà quell'uomo impuro. Ma se la macchia lucida sulla pelle è bianca e non appare essere proprio più profonda della pelle e i suoi peli non sono diventati bianchi, il sacerdote isolerà per 7 giorni colui che ha la piaga. Il 7° giorno il sacerdote lo esaminerà. Se gli sembrerà che la piaga si sia fermata e non si sia allargata sulla pelle, lo isolerà per altri 7 giorni. Il 7° giorno il sacerdote lo esaminerà di nuovo e se vedrà che ormai la piaga non è lucida e non si è allargata sulla pelle, dichiarerà quell'uomo
puro, si tratta di pustola. Quel tale laverà le sue vesti e sarà puro. Ma se la pustola si è allargata sulla pelle dopo che egli si è mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare una seconda volta dal sacerdote. Il sacerdote esaminerà e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle, lo dichiarerà impuro perché si tratta di lebbra. Fino al versetto 8. And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, when a man has on the skin of his body a swelling, a scab, or a bright spot, and it becomes on the skin of his body like a leprous sore, then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons, the priests. The priest shall examine the sore on the skin of the body, and if the hair on the sore has turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his body, it is a leprous sore. Then the priest shall examine him and pronounce him unclean. But if the bright spot is white on the skin of his body, and it does not appear to be deeper than the skin, and its hair has not turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore 7 days. And the priest shall examine him on the 7th day, and indeed, if the sore appears to be as it was, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall isolate him another 7 days. Then the priest shall examine him again on the 7th day, and indeed, if the sore has faded, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall pronounce him clean. It is only a scab, and he shall wash his clothes and be clean. But if the scab should at all spread over the skin after he has been seen by the priest for his cleansing, he shall be seen by the priest again. And if the priest sees the scab has indeed spread on the skin, and then the priest shall pronounce him unclean. It is leprosy. Ci siete? Sapete che cosa significa lebbra? You know what leprosy means? Per noi nel Nuovo Testamento For us in the New Testament, significa peccato. it means sin. Peccato. Sin. Nell'Antico Testamento, In the Old Testament, quando una persona aveva un problema di pelle, when a person had a skin disease, doveva andare dal he sacerdote. had to go to the priest. Si avvicinava al He sacerdote got close to this e il sacerdote priest, esaminava. and the priest examined him. Come ringrazio Dio di non essere un pastore nell'Antico Testamento. I thank God I'm not a pastor in the Old Testament. Sei d'accordo con me, Pastor Gordon? Do you agree? Eravamo anche dermatologi. We are dermatologists also. Nell'Antico Testamento In the Old Testament, i sacerdoti dovevano esaminare chiunque aveva delle perturberanze sopra la propria pelle. the priest had to examine all the scabs Pustole. on the skin. Avevano delle pustole e il sacerdote esaminava. So the priest had to examine all the scabs. In quel tempo During avere un the period. brufolo So even an acne in those days significava andare in quarantena means quarantine per una settimana. for a week. Being Tu dovevi quarantined, sperare che non ti usciva un brufolo, you had to hope and pray not to have perché sennò acne. dovevi andare in quarantena. a blackhead because you had to be isolated. Yes. Il sacerdote esaminava, So the priest examined se vedeva che c'era una pustola if there was a scab e questa pustola diventava bianca e si allargava, and it became white and was whitening. quello che faceva il sacerdote What the priest would do è dichiarare che era un lebbroso. is to declare that he was a leper. Se invece la pustola non si allargava, If it wouldn't spread, allora lo dichiarava puro, non era lebbra. he was declared cleansed. Però c'è una cosa che mi tocca molto che voglio condividere con But voi. there's another thing that touches me that I want to share with you. Quanti sanno quanto rimane in incubazione la lebbra? How many of you know how long leprosy is incubation? C'è qualcuno qui che Anyone knows? si è informato a riguardo? Ve lo dico io. Minimo 3 anni. 3 years minimum. Fino a 20 anni. Up to 3 years, 20 years. From 3 to 20 years. 3 anni Incubation. minimo That's the minimum. fino a 20 anni. 3 to 20 years.
Wow. Tu hai qualcosa dentro You have something inside che non puoi vedere. that you cannot see. Sei contaminato, You're contaminated, ma non lo sai. but you don't know. È dentro di te. It's in you. È dentro di te. It's in you. within Sei you. già malato, You're already sick, ma non sai di esserlo. but you don't know it. La lebbra è così. That's Libra. La maggior parte di persone manifesta la lebbra dopo 5-7 anni dall'incubazione. Most people have signs of leprosy after 5 years of incubation. Questa è la percentuale That's the percentage. maggiore. Però il minimo è 3 anni, il massimo è 20. But the minimum is 3 years, maximum is Hai 20 years. qualcosa dentro di te You have something inside of you che non sai di avere that you don't know of fino a che non si manifesterà, until it manifests, fino a che non verrà all'esterno. until it shows on the outside. Ecco perché Dio That is why God non fa esaminare la lebbra da un medico, ma da un sacerdote. That's why God doesn't Non lo state prendendo? Ecco perché that's why Dio God doesn't let non fa esaminare la lebbra da un medico, ma da un sacerdote. makes the priest examine people for leprosy rather than a doctor. Perché? Why? Perché? Perché aveva a che fare con noi nel Nuovo Testamento. Because it has to do with us in the New Testament. Quanti sanno chi è il sommo sacerdote nel Nuovo Testamento? Who is the high priest in the New Testament? Gesù Cristo. No, fatelo forte se è per Gesù. Shout it out. Nel Nuovo In the Testamento New Testament, il sommo sacerdote è the Gesù. high priest is Jesus. Siete con me questa mattina? Are you with me? Yes. Allora Dio che cosa fa nell'Antico Testamento? So what did God do in the Old Testament? Manda ad esaminare quello che sono le pustole ai sacerdoti, perché quello significa nel Nuovo Testamento peccato. He sends the priests to examine the scabs, because in the New Testament it is sin. L'unico che può dirti se stai vivendo nel peccato è Cristo Gesù. The only one who can tell you if you're living in sin is Jesus. È Lui che porterà al risalto quello che è dentro di te. It is Mamma He mia. who shows what is inside of you. Alleluia. Amen. Quanti sono con me questa mattina? How many are you with me? Lui porterà in risalto quello che c'è dentro di noi. He will show what is inside of you. In Levitico 14 In Leviticus 14, Dio dà un'istruzione. God gives an instruction. Chi riceverà liberazione o guarigione dalla lebbra, Whoever is healed of leprosy, anzi voglio riformulare, let's say it perché again, la Bibbia non parla di malattia. because the Bible doesn't speak of Quando si sicknesses. riferisce alla lebbra non parla mai di malattia. It doesn't refer to leprosy as a sickness, as a disease, Mai. Never. E nemmeno di guarigione. not even of healing. Parla di purificazione. It talks about purification. Purificazione. Purification. Perché la lebbra rappresenta nel Nuovo Testamento il peccato. Leprosy represents sin in the New Testament. Siete con me? Are you with me? E Dio vuole purificarci dai nostri peccati. And God wants to purify us Yes. of our sins. Ma attenti. State attenti a questo che vi sto per condividere. So be careful of this. I'm going to share. Quando il sommo sacerdote esaminava la persona, se la persona era completamente purificata, When the high priest would examine someone, when he was purified, doveva portare un sacrificio al tempio, he had to bring a sacrifice to the temple perché onorava la guarigione, to honor the healing. onorava la purificazione avvenuta. He would honor the purification that has happened. Sapete quante persone nell'Antico Testamento sono andati al tempio a portare il sacrificio perché purificati dalla lebbra? You know how many people in the Old Testament brought sacrifices because of their purification? 0. Ci sono state persone guarite dalla lebbra, There have been people healed of leprosy,
Ma nessuno di loro ha mai portato un sacrificio, but none of them ever brought a sacrifice perché alcuni appartenevano a altri popoli, because they belonged to other people, perché altri non erano in quel momento in Israele, or they were not in erano Israel at the deportati in moment. altre nazioni. They were deported into other Ma nations, nessuno but no one, Ha mai portato, o non c'è scritto nell'Antico or Testamento at least che it's qualcuno not è written in andato the al Old Tempio a Testament, portare il sacrificio, that no one ever, that someone ever brought a sacrifice to the perché temple, i sacerdoti dell'Antico Testamento because the priests of the Old Testament non avevano il potere di guarire. did not have the power to heal. Ma quando arriviamo a Matteo capitolo 5, But in Matthew 5, c'è la prima volta there's the first time che un lebbroso che viene guarito that a leper that has dal been Signore healed Gesù Cristo by the Lord Jesus porta il sacrificio al Tempio. brought a sacrifice Gesù gli to the dice: temple. ora vai al Tempio. Jesus says, now go to the temple. Questo per dirvi che This is to say that Levitico 14 parlava di Cristo. Leviticus 14, it was talking about Jesus. Siete con me? Are you with me? Stava parlando del potere di Cristo. It was talking about the power of Jesus. Alleluia. Pastore, ma per me l'Antico Testamento non ha valore. Io sono sotto la grazia. But Pastor, the Old Testament is gone for me. I'm under grace. Gesù non ha abolito la legge, l'ha compiuta. Jesus did not abolish the law. He completed, he fulfilled it. Ha abolito i sacrifici. He abolished the sacrifices. Ha abolito certi tipi di sacrifici, He abolished some of the sacrifices. ma non ha abolito la legge. But he didn't abolish the law. L'ha compiuta. He fulfilled it. E ha detto che ha scritto i comandamenti nel nostro cuore per mezzo dello Spirito. And has written the commandments in our heart through the Spirit. Pronto? Hello? Pronto? Hello? Siete con me? Are you with me? Quindi chi pensa di vivere la propria vita So whoever's living their lives, non ha capito nulla. you haven't understand La anything. mia vita My life è la vita di Cristo. is the life of Jesus. Paolo dice: Paul says, io sono morto a me stesso, I died for ora è myself. Cristo che vive in me. Now it's Jesus who lives in E me. attenti, attenti, la vita che vivo ora nella And the carne, life that I now live in the flesh, la vita che vivo al presente, the life that I'm living non now, la vivo per me I stesso, don't live it for myself, ma la vivo per il Figlio di Dio. but I live it for the Son of God. Alleluia. Hallelujah. Ma torniamo al testo. Let's go to the script. Andavano dal sacerdote They would go to the priest, e il sacerdote esaminava il lebbroso. and the priest would examine the leper. Oggi noi dobbiamo andare da Gesù Nowadays we have to go to Jesus per cercare di capire quello che è nascosto. to try to understand what is hidden in us. Perché i sacerdoti dell'Antico Testamento Because the priests in the Old Testament potevano vedere la lebbra solo dopo che si era manifestata. could only see the leprosy once it's manifest on the Il outside. nostro sommo sacerdote But a high priest vede la lebbra in incubazione. can see the leprosy in incubation Perché lui è più grande. because he's greater. Gesù, Jesus, come sommo sacerdote, as a high priest, ha il potere di vedere dentro. has the power to see inside Lui of non us. permetterà che la lebbra si manifesti. He will not let the leprosy Non manifest. permetterà che tu sei malato He spiritualmente. won't let you die spiritually. Lui ti dirà quello che c'è da cambiare. He'll tell you what you have to change, Quello che c'è da cambiare whatever you need to prima che change si manifesti. before it manifests. Lui anticipa il peccato. He anticipates sin. Lui lo vuole cancellare il He wants peccato to cancel sin affinché tu possa essere puro. so that you can be pure. E se vivi da puro, And if you live pure, non sarai in quarantena. you won't be in quarantine. Non sarai in You will quarantena. not be in quarantine. No, fatelo forte questo applauso se per Gesù. Clap harder. Nell'Antico The Testamento Old Testament, non potevano vedere quello che c'era dentro. they couldn't see what's inside. Nel Nuovo In the New Testamento Testament, il nostro Signore our Gesù, Lord Jesus, sommo high sacerdote, priest, può vedere dentro di te. can see inside of you. E sai cosa ti dice? And you know what he says to you? Ti do la ricetta I give you the recipe per non essere malato, to heal, to not per be non sick, essere impuro. to not be impure.
La prima cosa che devi The fare first thing you have to do è applicare il mio sangue. is apply my blood. La prima cosa che ogni credente dovrebbe fare The first thing that the believer has to do è applicare il sangue di Gesù. is put the blood of Jesus. Fermi, siete pronti a quello che vi sto per dire? Quanti vogliono Are you ascoltare? ready? You want to hear more? State attenti. Sangue di Gesù non si applica in questo modo. Signore, purificami col tuo sangue. The blood of Jesus is not applied this way. Jesus, fill me with your blood. No. No. Quanti sanno che nell'Antico Testamento, in Esodo, noi troviamo l'applicazione del sangue sugli stipiti delle porte? Ve lo ricordate? How many times do we see in the Old Testament the putting the blood of the lamb on the doors? Yes. On the Hey, door. brother. Come on, brother. Doorpost. Dovevano applicare il They sangue. had to put the blood of the lamb on the doorpost. Applicare il sangue sugli stipiti delle porte. Siete con me? The blood of the lamb. Ora vi Yeah. faccio una domanda. Se quel sangue fosse rimasto nel secchio, nel So contenitore, I put this question: if the blood was still in the bucket, avrebbe avuto potere? would it have power? Il sangue doveva essere The blood had to be applied on the applicato. doorpost. It had to be applied. Non poteva solo essere versato, It had to be shed, non poteva essere solo raccolto, not only shed, not only collected. doveva essere It had to be applied. applicato. Sapete quando be il sangue spread. di Gesù ha potere? You know how powerful Jesus' blood is? Quando lo applichi. When you apply it. Ubbidienza. Obedience. Fallo forte se per Gesù. Ubbidienza. Obedience. Tu applichi il potere del sangue quando tu sei ubbidiente, quando fai qualcosa. You apply the blood when you are obedient, when you do something. Il Signore Gesù ha versato il sangue per noi. Jesus spread his blood for us. Yes, ora applicalo. Now use it. Applicalo. Apply it. Applicalo. Spread it Sulla porta di casa tua. on your doorstep, Sui tuoi figli insegnali a camminare nella parola. on your sons and daughters. Teach Nella them tua to vita inizia a camminare walk in the quando word. Lui ti dà istruzioni. and walk with him when he gives you instructions. Applica il sangue Use the blood, e quello ti purifica. and that is what purifies you. Ubbidienza uguale applicazione del sangue versato. Obedience is application of the blood. Fatelo forte se per Gesù. Clap louder. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Che meraviglia. Yes, siete con me? Gesù è buono. Jesus is good. Lui vuole insegnarci. He wants to teach us. E la cosa interessante And the interesting thing is è che la purificazione avviene quando tu sei vicino a Lui. that purification happens when you're close to him, Quando tu cammini con when Lui. you walk with him. Quanti sanno che in Galati capitolo 5 How many of you know that in Galatians 5 le scritture ci dicono di camminare per lo Spirito? the scriptures say to walk in the Un'altra Spirit. traduzione dice camminare con lo Spirito. Another translation says Con walk lo with Spirito. the Spirit. Significa In the relazione. Spirit. That means a relation. Quando tu sei vicino al sommo sacerdote, When you're next to the high priest, ogni volta che ci sarà qualcosa di nascosto in te, when there's something hidden inside of you, lui lo porterà alla luce he'll pull it out e ti darà la medicina and he gives you the medicine per poter guarire. to can heal. Quando cammini con lui, When you walk with him, tutto ciò che è nascosto, whatever is hidden inside of lui you, lo porterà alla luce he will pull it out to the light. affinché tu non muoia di lebbra, Don't die of leprosy, ma sii purificato. but you're purified, Sii you're purificato. cleansed. Amen. Qualcuno mi ha detto, Someone told me, pastore, c'è un peccato nella mia vita. Pastor, I have a sin in my life. Dio me l'ha mostrato And God showed it to me. e sto pregando perché Dio mi liberi da quel peccato. And I'm praying so that God frees me from it. Io gli ho risposto, And I answered to him, stai pregando in modo sbagliato, you're praying wrong.
Perché il peccato because sin fa parte del tuo aspetto carnale. is part of your carnal life. Un conto è essere liberati da demoni, It's one thing to be freed from demons, un conto è pensare di essere liberati da desideri carnali. and it's another thing to be freed, to I think you're desideri freed carnali of carnal thoughts. non vengono liberati, Carnal thoughts, you're fanno not parte freed della of tua them. carne. You're not delivered from them. It's Quello part che of your devi flesh. fare What you have to do è is andare dal sommo sacerdote go to the high priest, che ti insegnerà come sopprimere and he'll teach you how come to essere suppress, purificato how to be da quello purified che è la tua carne. from your flesh. Ecco perché hai bisogno ogni giorno That is why you need every day di incontrarti con Lui. to meet him every day. Non puoi liberarti del You peccato. can't free yourself of Gesù sin. ti ha purificato, Jesus purified you. ma il peccato, i desideri carnali faranno parte della nostra vita fino al giorno che noi moriremo. Because carnal thoughts, carnal desires will be part of our lives. Allora devi Till the day we imparare, die. Also, allora devi imparare must semplicemente a vivere nella purificazione to live in purification attraverso il rinnovamento della mente through the renewal of the mind che viene per mezzo della parola di Dio that comes through the word e of attraverso God la relazione con lo Spirito. and through the relationship with the Holy Questo Spirit. permetterà a ciò che è incubato This will make whatever is incubating in you di non avere potere di manifestazione. to have no power on you. Rimarrà là. Straordinario, It will stay there. straordinario. It's extraordinary. Dio è straordinario. Noi dobbiamo comprendere We have to understand che siamo figli di Dio that we are sons of God, e come tali abbiamo bisogno di relazione, and as such we need a relationship, intimità. an intimate relationship with Ogni him giorno every day io mi sveglio in every sphere. e la prima cosa che facciamo io e mia moglie dopo aver accompagnato i bimbi a scuola And the first thing I do in the morning when I wake up is è incontrarci col sommo sacerdote. meet the high priest. Signore, porta la luce, Lord, bring the light, ciò che dobbiamo cambiare. and bring to light what we need to change. Non voglio che il peccato abbia potere sulla mia vita, I don't want sin to have power over my life. ma io voglio essere santo come tu sei santo. I want to be holy as you are holy. Santo non significa perfetto, Holy doesn't mean perfect. significa appartato. It means set apart. Dio non sta cercando persone perfette, God isn't looking for perfect sta persons. cercando persone appartate, He's messe da looking parte for per Lui, people who are set apart for Him. messi da parte per Lui. Set apart for Him. Non puoi essere messo da You parte can't be set apart se non permetti a Dio di sopprimere if you don't let God il peccato che è in te. suppress the sin in you. Chi ti domina? Who's dominating you? Chi è il tuo padrone? Who's your master? Chi è il tuo Signore? Who's your Lord? Perché dal tuo modo di parlare, Because from the way you talk, dal tuo modo di agire, the way you act, dal tuo modo di pensare, the way you think, puoi comprendere se quella lebbra si sta manifestando. you can understand if that leprosy is coming out. Vi do alcuni principi I give you a couple of principles per capire se la lebbra si sta manifestando, to understand if the leprosy is manifesting, se già è in stato avanzato. if it's in an advanced state. Yes. Numero 1, Number one, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. there's more joy in giving than in receiving. Perché sei qui oggi? Why are you here today? Solo per ricevere o per dare? To receive or to give? Una persona ripiena di spirito A person who is full of the Spirit viene in chiesa non solo per ricevere, comes to church not only to anzi, receive, ma but principalmente per dare. mostly to give. E non parlo di economia, And I'm not talking about economy, non solo di quello. not just money. Parlo di servizio, I'm talking about parlo di service, passione. passion, love. Dobbiamo darci completamente al regno. We have to give ourselves completely to the kingdom. Numero 2, Number two, nei figli di Dio in the sons of God, si deve vedere la gioia del Signore. you have to see the joy of the Lord. Quando una persona va in giro così, When someone goes like this, pastore incontra il pastore you meet the pastor e lo guardi, dici, che c'è? and you look at him
What's wrong with you? Ma le cose non vanno mai bene. Things are not going so well. Prego Dio, I pray to God, ma nessuna cosa si risolve. but nothing is solved. Scusami, Forgive me. ti voglio dire qualche cosa. I'd like to say something La to Bibbia you. dice che Dio con la tentazione, in altre traduzioni dice prova, The Bible says that Jesus, with temptation or through trials, Dio ha già una via d'uscita. God has the solution already. Vuol dire che quando tu ti svegli al mattino That means when you wake up in e the c'è un morning problema che ti circonda, and there's a problem, dovresti andare in giro happy. you should be happy. Non sei un figlio del diavolo, sei un figlio di Dio. I You're not the figli son di of the Dio hanno devil. gioia. You're the son of God, and son of God, sons of God are happy. C'è un canto in italiano che fa così: la gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, onnipotenza e maestà appartengono a Lui per sempre, a me. La gioia del Signore Joy of the Lord è la mia forza. is my strength. Gioia. Joy. Attento a quello che ti sto per dire. So careful with what I'm going to say. Quando le circostanze negative When negative circumstances hanno potere sul tuo umore, have power on you, on your vuol mood, dire che il peccato that means that sin sta dominando la tua fede. is dominating your faith. Gesù ci ha detto di credere. Jesus told us to believe. Non siate increduli. Don't be unbelieving. Credete. Believe. Credete. Believe. Io ho già fatto tutto. I have done it all. Vi ho già benedetto. I have already blessed you. Ho già preparato porte di vie di uscita. I already prepared the way out. Credete. Believe. Sapete cosa ci dice Gesù? And you know what Jesus Nel says? mondo sarete perseguitati, tribolati. In the world you will be persecuted. Ma poi aggiunge: You'll have tribulations. attenti, 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 perché then he aggiunge adds- qualche cosa. then he adds Ma something. fatevi animo. But Parola animo. good courage. Parola animo in greco significa And che in la Greek tua means- mente deve prendere forza dal divino. That your mind have to take power from the divine. Siete con me, sì o no? Are you with me? Deve prendere forza da lui. We have to make strength from him. Quando ti incontri con lui, When you meet him, la tua fede diventa attiva, your faith becomes active, alive, perché lui blocca la lepra because he blocks leprosy nel manifestarsi, from manifesting, perché il suo sangue, because his blood, quando è applicato, when it is applied, allontanerà l'angelo della morte, will keep the angel of death away, allontanerà l'angelo della maledizione. keep the angel of Non può fermarsi dove c'è un figlio di Dio che applica il sangue. they cannot stop with La this, lepra the non può blood manifestarsi of the lamb. dove The c'è un leprosy figlio di cannot Dio che applica il manifest sangue. where the Son of God Siete con me? has applied the blood. Dobbiamo stare con lui. We have to stay with him. Per Be favore, with him. qualcuno a suonare. Dobbiamo stare con lui. We have to stay with him. Con lui. With him. Relazione. It's a relation. Rinnovamento della mente. Renewal of the mind. Quanti di voi stanno rinnovando il proprio modo di pensare? How many of you are renewing their minds? The way they think. Quanti di voi ogni giorno quando si svegliano sono persone che hanno gratitudine? How many of you, when you wake up, you're grateful? L'Apostolo Paolo ha detto: Apostle Paul said, ringraziate Dio del continuo. thank God continually. Non ha detto lamentatevi del continuo. Don't, È il peccato che ti fa lamentare. Sai che Don't cosa grumble, significa never peccato? you know what sin means? In greco, hamartia. In Greek is È la hamartia. parola hamartia, It's the word hamartia, che significa which means sbagliare il bersaglio. missing the mark, missing the target. Ogni volta Every time
che tu non ti fidi di lui, when you don't trust him, stai permettendo a quel peccato dentro di te, a quella lebbra, permitting that leper, that sin in you, di crescere, to grow, di manifestarsi. to manifest itself. Ogni volta Every time che non ti fidi del suo amore per te, you don't trust him and his love, stai permettendo a quella lebbra letting that leprosy di continuare a crescere. to grow in you. Ogni volta Every time che non hai gioia, that you don't have joy, ma sei triste, but are sad, stai permettendo alla lebbra you're permitting that leprosy di crescere. to grow. Ma quando applichi il sangue, But when you apply the blood, il sommo sacerdote ti purifica. the high priest purifies you. E dove c'è And purificazione, where there is purification, il diavolo non si può avvicinare. the devil can't get close. Il diavolo può avvicinarsi dove c'è il peccato, The devil can go where there is sin, ma non dove c'è but purificazione. not where there's purification. Chiudi i tuoi occhi. Close your eyes. E voglio che insieme facciamo questa preghiera questa I'd like us to mattina. pray this prayer this morning together. Signore Gesù, Lord Jesus, io voglio crescere a tua immagine e somiglianza. I want to grow in your image and likeness. Voglio avvicinarmi a te. I want to get closer to you. Voglio una relazione con I te. want a relationship with you, God. Troppe volte noi pensiamo Many times we think di poter da soli rimuovere quel peccato. that we can remove that sin by ourselves. La religione ti insegna cose giuste e cose sbagliate, Religion teaches us good and bad things, ma l'unico modo per poter sopprimere il peccato but the only way to suppress sin is è avvicinarti al sommo sacerdote. being close to the high priest. Ogni mattina Every morning, con mia moglie abbiamo deciso di spendere tempo alla my sua wife, presenza. we've decided to spend some time Ogni together giorno. with him. Every morning, Ogni giorno, every day, ogni mattina every morning. dobbiamo stare con lui, We have to be close to him perché è lui che ci purifica. because he who sanctifies us, È lui la gioia, he is joy, è lui la pace, he is peace, è lui la forza, he is strength, è lui tutto, he is all, tutto. everything. Puoi essere un uomo con tante istruzioni, You can be a man of great learning, ma se non hai un rapporto con lui non puoi applicarle. but even though you're learned, you can do nothing. Quello che You Dio don't have a desidera relationship with him. è una relazione con te, What he desires is a relationship with you, una relazione con te. a relationship with you. Ci sono molte persone che hanno perso questa relazione, Many people have lost this relationship. molte persone che non hanno più intimità con Dio, Many people who don't have this intimacy with God perché stanno vivendo appesantite, because they're living weight down. Their life is weighed down perché le circostanze negative because negative ti stanno things spaventando, are scaring you perché non vedi una soluzione, because you don't see a way out, perché non c'è ancora un risultato. because you don't see results. E troppe volte invece di essere focalizzato sul sommo sacerdote, Many times instead of looking at Jesus, rivolto verso di lui, looking at him, focusing on him, sei rivolto verso il problema. Vieni. you're looking at the problem. Sei rivolto verso il problema. You're E quando guardi il focusing on the problema, problem. And when you look at the problem, stai camminando con lui. you're walking with the problem. Ma quando guardi Gesù, But when you look at Jesus, il problema c'è, the problem is there, ma è dietro di te. but it's behind you. Non lo guardi più. You're not looking at it anymore. E allora Gesù si sposterà. So Jesus will shift, E le scritture dicono che è davanti, dietro e a fianco a te. and the scriptures say He's in front of you, Quando behind guardi you, Lui, and beside you. When Lui you look at Him, non ti mostrerà più il problema, you won't see the problem anymore. ma vedrai solo la soluzione. He will not show you the problem anymore, but the solution. Chiudi i tuoi occhi. Close your eyes. Chiunque questa mattina desidera All of you who tornare wish
al primo amore. this morning to Voglio dirvi qualche cosa. go back to the first love. I want to tell you something. Quando Dio dice di tornare al primo amore, When God says to go back to the first love, sta parlando a persone che lo hanno sperimentato in profondità. He's talking to persons who have already tried Him. E gli dice anche, ricordati dove sei caduto. He tells us to remember where you fell before. Vuol dire che noi abbiamo la capacità di capire dove ci siamo spenti, That means we can understand where we dove have ci siamo fallen, fermati where we stopped, e riprendere da lì. and start over. Ritornare lì. From there, from Il this segreto è point. solo quello. You have to go back there. È solo il sommo That's only sacerdote the secret. That's the secret. che può dirti dov'è il peccato, It's only the high priest che who può can tell purificarti, you where your sin is, che può sopprimerlo. and can purify you and suppress the sin. Se tu vuoi tornare a Lui questa mattina con tutto il tuo cuore, Back to Jesus with all your heart. ti chiedo di venire qui davanti. I Solo ask per you to coloro come che devono here. tornare al primo amore, Only those who want to go back to coloro the first che devono love. tornare alla relazione profonda. Questo, those who want questo vi sta mettendo in gioco stamattina. Deep relationship. This is at play this morning. Però non deve essere una vergogna fare un passo, It's not a shame perché tutti noi take abbiamo this degli step. alti e dei because bassi. we all have highs and lows. Anche io li ho avuti, I've had to, perché stamattina sperimenterete. because Yes. you'll see this morning. Yes. Vogliamo benedire anche tutti coloro che sono su YouTube. We'd like to bless also those on YouTube. Dio è con voi. God is with you. Vi chiediamo di chiudere i vostri occhi lì dove vi trovate. And we ask you to close your eyes wherever you are. E se non avete ancora accettato Gesù, And if you haven't accepted Jesus yet, vogliamo pregare insieme a voi. we'd like to pray with you. Chiudete i vostri occhi Close your eyes e dite insieme a me: and Padre, say with me, Father, ti chiediamo perdono dei nostri peccati. we ask you forgiveness for our sins. Chiediamo a Gesù oggi We ask Jesus today di venire a vivere in noi. to come and live with us in us. Signore Gesù, Lord Jesus, io riconosco I acknowledge che senza di te that without you, io non sono niente, I'm nothing. ma se oggi tu vieni a vivere in If you me, come to live in me today, tutte le cose cambieranno. everything will change. Ti ricevo come mio personale Salvatore. I receive you as my personal Lord and Savior. Grazie perché sei morto Thank you for having died e for me perché sei risorto per darmi una nuova vita. and have risen again to give me Da a new oggi life. From now on, sono tuo figlio, sono tua figlia. son or your daughter, as from now on. Per tutti coloro che desiderano frequentare o conoscere di più di Dio, For those who would like to get to know the Son of God more, vi invitiamo a partecipare alle riunioni qui a River of Love. we invite you to come and participate with us. Vi benediciamo nel At River of nome Love. di Gesù. And we bless you in the name of Lord Jesus. In Jesus, Son Jesus. Digli, Signore, ho bisogno di te. Say, Lord, I need you. Ho bisogno della tua presenza. I need your presence. Gesù, ho bisogno di te. Anche voi che siete al posto, I alzatevi need in you, piedi. Jesus. Onoriamo la presenza Even those del who Re. are Alziamoci in piedi. Let's honor his presence. Onoriamo la presenza del Re. Let's honor his presence. Una volta lo Spirito Santo, Once the Holy Spirit, mentre ero in preghiera, when I was praying, mi fermai un attimo per guardare il cellulare I stopped to look at my phone e mi disse: figlio, non distrarti, and he told me, don't be distracted, son. onora la mia presenza, Honor my presence. onora la presenza del Re. Honor the presence of the King. Chiudi i tuoi occhi, Close your eyes. chiudi i tuoi occhi. Close your eyes. Jesus. God, you get him, son Jesus.